Cosa ci racconta questa mostra in particolare? Questa mostra è nata in collaborazione con Agrigento Capitale della Cultura e racconta i 150 anni dalla scoperta dei banchi di corallo di Sciacca, una storia straordinaria fatta di miti, leggende e storia concreta, perché raccontiamo fatti storici unici. Perché portarla ad Agrigento? Perché diciamo che il corallo di Sciacca con la sua storia è un patrimonio che va donato al mondo, quindi non solo a Agrigento, ma speriamo di poter andare in altri luoghi per far conoscere questa meravigliosa terra. Allora, intanto ci sono 14 pannelli espositivi che raccontano la scoperta dei banchi fossili di corallo, la loro coltivazione e tutto quello che si innescò a Sciacca e dintorni con la corsa all'oro, il boom economico, la lavorazione del corallo, di cui poi la mia famiglia è uno degli ultimi testimoni di quell'epoca. Abbiamo portato qui al museo di Agrigento gioielli antichi, stampe, strumenti di navigazione, modellini di barche che hanno navigato e pescato in quel periodo, in maniera tale da dare un assaggio di quello che poi è il nostro museo più grande a Sciacca, anche qui in questa location veramente straordinaria che è il Museo Archeologico di Agrigento.